Sono circa le 4 del mattino quando la rottura di una condotta dal diametro di 300 mm dell'acquedotto trasforma in un fiume via Motte a Martellago. A cedere un grosso tubo di inizio anni 70 che si trova in un'area privata e deriva dall'adduttrice principale dell'area milanese che dal campo Pozzi di Scorzè arriva alla torre piezometrica di Spinea. Il danno più grosso è in via Motte, ma le conseguenze le hanno sentite in tanti. Dalle 4:30 fino alle 7 metà Martellago era completamente senza acqua, appena un filo. Poi è stata chiusa dal passante una conduttura che è riuscita poi a deviare in altre condutture, quindi diciamo che a parte via delle Motte e via Monsignor Barbiero l'acqua è tornata a disposizione dei cittadini. Il danno più grosso è stato che dalle 4:30 alle 5, addirittura fino a Scorzè, fino a Zellarino, l'acqua non c'era più. Sul posto sono intervenute subito le squadre di Veritas, un lavoro che ha permesso di restituire la situazione alla normalità già all'ora di pranzo. Si è capito quale problema abbia avuto questo tubo per rompersi così di netto. Si parla di una che si è crepato, però siccome negli ultimi 8 anni è successo 3 volte, e questa volta in maniera molto pesante, e visto che il tubo è in proprietà privata ed è, ripeto, comunale, è giusto che Veritas intervenga e metta a posto questo servizio. Il sindaco di Martellago, Andrea Saccarola, ha seguito personalmente l'evolversi della situazione, recandosi anche nella proprietà in cui passa il tubo che ha ceduto. I danni in un'abitazione, però se pensiamo che oggi siamo alle porte di agosto, quindi tanta gente è in ferie, dovremmo capire bene, andando a sentire i cittadini qui vicino, se magari hanno avuto danni anche loro. Da quello che so io oggi solo una taverna sotto acqua, che è quella del proprietario appunto dell'abitazione, e per il resto dovrebbe essere a posto.